Vanina Borresi. No, eu giusto per aver partecipato con Bosco, madame a consigliera esecutiva, e con altri gui, e di sicuro con il gabinetto di studi specializzati a riunioni in cui noi eravamo invitati, ho inteso un pensiero maggiore di i meriti di circondo di geradio di uguleggio di Baduli. Penso a un mere dall'Ata, ma si può pensare di nuovo a un mere di Villanova. Volevo giusto rivedere nanta un fatto su guleggio di un stiletto e l'avevamo intesa, c'è di già 950 scolari dunque che sono iscritti a su guleggio che ad apre e sopporte di settembre ad rimpiazzare dunque il guleggio di Baduli. Ho letto di noi in un rapporto e l'abbiamo intesa mentre si riunione qui che il guleggio Arthur Giovani e il guleggio Letizia hanno da essere anch'egli dunque a momento lato tra garchi e un poleranno più a città scrizione. Sapendo che il guleggio di Baduli si trova di maniera geografica tra il guleggio Letizia e tra il guleggio Arthur Giovani, prima una riflessione, mi domando come abbiamo potuto pensare che il guleggio di Stiletto aveva da rimpiazzare il guleggio di Baduli. Biolari o felicità a voi, madame la consigliera esecutiva, d'aver dunque proposto sul rapporto oggi, che ci da permette di riflettere e di maniera sicura chi ci vorrà dunque un prossimo guleggio e avete parlato di gita scolare perché sappiamo che i licei anche lì non sono più in capacità di ricevere scolari, dunque mi pare che è più logica che lo sia una prossima gita scolare, ma l'abbiamo intesa e sappiamo visto le costruzioni che si fanno fuori di Agida, il guleggio di un stiletto non potrà dunque mica accogliere tutti i desideri di un circondo di Baduli che erano abbetti a andare a scuola per la maggior parte a piedi e tutti i desideri che vengono dunque di Agumuna di Villanova o di Agumuna dall'Atta. Dunque, non è mica a me di riflettere, di sicuro ci sarà un gabinetto di studi specializzati che ha da riflettere a questa questione, ma penso che lo sarebbe una che lo sia una gita scolare in città. Per arrivare a riflessione sul bislinguismo è vero che non si è visto nulla nella lingua corsa in questo rapporto, ma mi pare normale che lo sia il bislinguismo proposto, la filiera proposta in questa nuova città scolare di Geradio, perché non c'è mica sbincica a scuola bislingua di Egane si zideli andavano a un guleggio di Baduli, dire in dei susettori qui e che di sicuro si zideli andranno a sia a Giovani sia a Letizia. Volevo di non parlare di trasporti, per arrivare dunque non si zideli che andavano a piedi, non è mica a pigliare o gare o poi comprare un mezzo di trasporti per rendersi a un stiletto e si zideli di no dall'Atta, ma ricordo un mere dall'Atta giusto appunto che diceva che i zideli sapevano da avvisare a che ora per rendersi a un stiletto quando non conosciamo la circolazione che lo c'è in Aiaccio. Ecco. Dunque, volevo compiere per felicità vi torna, ma la consigliera esecutiva deve proposto sul rapporto e vedremo dunque i risultati per sapere in dove si farà la gita scolare in Aiaccio e di sicuro in Bastia, così qui abbiamo parlato di Aiaccio, posto che non conosco mica il caso di Bastia, dunque non abbiamo mica da avanzare. A ringraziarvi.